La quarta corsa dal Arcoveggio di Bologna è un confronto per cavalli di 3 anni vincitori da 2 a 8.000 euro in carriera. Prova in cui è favorita Gravina MF con Antonio Di Nardo. Le alternative sono Green Express con Roberto Vecchione e Gibbs Francis con Maurizio Cheli. Questi tre più attesi al gioco. Qualche attenzione anche per Golden Dark con Lorenzo Baldi con il numero 7. Le altre quote decisamente più alte. Autostart che inizia a muoversi e va per raccogliere gli 8 partecipanti che formano questo campo partenti. All'1 Green Express Roberto Vecchione, 2 Gambler Trio Massimo Chiarini, 3 Jess Black Manuel Pistone, 4 Gravina MF Antonio Di Nardo, 5 Gibbs Francis Maurizio Cheli, 6 Gioia TRGF Risaia Roberto D'Alessandro, 7 Golden Dark Lorenzo Baldi, 8 Gaia Sco Daniele Montanile. Si ritrae dal 6 Gioia TRGF Risaia. Si parte con veloce Gravina MF che prende in breve l'iniziativa. Al suo esterno c'è Gibbs Francis che prova ad insistere per trovare una posizione allo steccato. Numero 6 Gioia TRGF Risaia squalificato. A Jess Black che segue terza avanti a Green Express in quarta posizione. Poi Gambler Trio, quindi Golden Dark e alla retroguardia rimane Gaia Sco. 14,7 per il lancio. C'è la mossa esterna da parte di Golden Dark che aggira Green Express, quale probabilmente vuole una pariglia. Avanza all'esterno con decisione Lorenzo Baldi, 36 per i primi 400 metri. Golden Dark che risale, Gibbs Francis nella scia di Gravina MF che prosegue in vantaggio dopo 600 metri passati in 46,8, frazione di rifiato questa della curva di sinistra. In vantaggio sempre Gravina MF, nella sua scia c'è Gibbs Francis, all'esterno Golden Dark, seconda pariglia per Green Express, terza posizione in corda per Jess Black alla retroguardia, Gambler Trio e Gaia Sco. Si viaggia sul piede dell'1,17,5 quando siamo sulla curva di destra. La leader continua indisturbata, sempre nella sua scia Gibbs Francis, chilometro in 1,17,7. Numero Golden Dark 8 di Gaia fuori, Sco in pariglia squalificato. Green Express. Gibbs Francis continua a seguire le mosse di Gravina MF che è in netta evidenza a 400 dalla conclusione. 14,7 per la retta opposta alle tribune, 1,32,4 1.200. Si staccano i primi due con Gravina MF in vantaggio, Gibbs Francis sempre nella sua scia, poi Jess Black cerca di ricucire anche Green Express che però deve partire da distante. 14,7 anche la piegata conclusiva, Gravina MF è in vantaggio nei confronti di Gibbs Francis che prova a infilare l'open stretch. Gravina in vantaggio con 1,5 da gestire nei confronti di Gibbs Francis. Nel finale Gravina MF viene a vincere nei confronti di Gibbs Francis che è secondo. Al terzo Jess Black. 29,4 ad arrivare, 1,15,7 il ragguaglio cronometrico per il successo in coast to coast di Gravina MF. Antonio Di Nardo in salchi, Gennaro Casillo al training, i colori di Stefano Sacchi. Agile percorso di testa per la figlia di Adrian Cipe Amarena Jet che prende la testa in 1 metro e controlla le operazioni. 17,7 il primo chilometro con chiusa poi svelta. Gibbs Francis prende il secondo posto, seguendola al terzo Jess Black, al quarto Gambler Trio, tutto il treno alla corda che va a segno. Successo il numero 4, Gravina MF, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Stefano Sacchi.